Telecamera con luce verde in stand-by, rossa quando è in funzione. Sono queste le nuove bodycam in dotazione alla Polizia Locale di Padova, assegnate da subito agli agenti che operano su strada dopo adeguata formazione e in seguito a disposizione degli uffici per occasioni particolari. Si tratta di primi 40 dispositivi individuali assegnati ad altrettanto personale della Polizia di Prossimità e della Sicurezza Urbana, a cui faranno seguito nelle prossime settimane l'assegnazione degli altri 110 dispositivi. Tutto il personale che opera all'esterno sul territorio, nell'attività di controllo e presidio del territorio, indosserà questo dispositivo e lo utilizzerà. Un dispositivo di ultima generazione che sarà man mano aggiornato dall'azienda produttrice in base alle nuove tecnologie. Noi lo utilizzeremo come tutti evidentemente per questioni di polizia giudiziaria, esclusivamente per quello, e credo sia una grandissima garanzia di sicurezza sia per gli agenti ma anche per i cittadini. Sono degli strumenti molto sofisticati, riprendono circa 150 gradi rispetto al punto di visione appunto della telecamera, e questo ha anche una visione d'insieme che si può fermare sia al particolare che anche a una visione di carattere generale. Il dispositivo deve essere utilizzato quando vi sono fatti che potenzialmente rappresentano un reato. Pensiamo alla situazione in cui un interlocutore aggredisce l'agente operante, piuttosto che situazioni in cui si manifestano situazioni di rissa, di aggressioni tra persone a cui l'operatore assiste, oppure anche nel momento in cui il nostro agente assiste al tentativo di furto di un velocipede piuttosto che il danneggiamento di una struttura pubblica o privata. I presenti saranno avvisati dagli agenti in caso di azionamento della telecamera. Tutti i dati saranno decriptati solo da un apposito software fornito dall'azienda al comando di polizia locale, uno strumento a servizio dei cittadini che godranno di una maggiore tutela e degli agenti che avranno una maggiore responsabilità nell'utilizzo, chiamati al rispetto del codice deontologico. 30 lo scorso anno, ricorda il comandante, le denunce presentate per resistenza e oltraggio nei confronti degli agenti in servizio.